Bene, signori, è arrivato il momento di parlare di cose serie, perché non è che stiamo qua sempre a cazzeggiare. No, è arrivato il momento di parlare di cose serie, caro Amedeo, di lanciare messaggi chiari, forti, ecologia, natura, ambiente e, come dicevo io, là dove c'era l'erba ora c'è una città. Grazie. A parte che là dove c'era l'erba stava sempre il cerchio che si passava e fumavamo. L'erba era sempre bella, faceva gruppo. Ma non ci credo. Cioè, vuoi fare come a Celentano? Bravo, che beve l'acqua in diretta. Facciamolo una cosa alla Celentano, lanciamo un messaggio per l'ambiente. Anzi, vuoi bere un po' d'acqua? Non ne voglio l'acqua. L'acqua si beve piano, cioè, ma metti 25 minuti per bere, piano piano. Io spero che ci sia un posto all'inverno per i barristi di Milano che fanno pagare l'acqua invece a fianco al caffè. Guarda, è una cosa che tengo qua, fammela dire. Bevi, che l'acqua costa, bevi. Come mo che hanno messo i tornelli pure per andare al bagno pubblico, che devi pagare €1 per andare a fare la pipì. E li chiamano bagni pubblici, una cosa incredibile. Che li chiamano a bagni pubblici? Che li chiamano? Non voglio bere. L'acqua è preziosa, senti a me, diciamolo una cosa alla Celentano, fai così, vedi a Celentano. Io, Celentano, proprio con questi messaggi stava facendo accappottare a Canale 5. Cambia registro, cambia cosa. E invece no, Amedeo, perché grazie a Celentano che ha fatto spendere un sacco di soldi a Pier Silvio, con quelli che gli sono avanzati solo a noi si poteva permettere. Lo so che sta passando un brutto periodo, Pier Silvio, sì, lo sapete, ha fatto fare... Lo sai? Ha fatto fare lo yacht, ha fatto fare l'impianto a gas. E non se la sta vedendo. Dopo Celentano ha avuto questo. Comunque. Però sono rimasti i soldi per pagare a noi. Senti un festo, ho detto diciamo una cosa alla Celentano anche perché, signori, forse non ci potete credere, ma realmente per questo spettacolo ci siamo ispirati ad una ragazzina. Sì. Fammi, vieni qua, un secondo. Io non capisco. Una ragazzina che col suo coraggio, con la sua determinazione sta mettendo il mondo di fronte alle proprie responsabilità. Io farei un grande applauso a Greta Thunberg. Proprio lei, ma la che ragazza ve ne frega a voi? Sì. Ma che se ne frega a Canale 5 di Greta Thunberg? Sì, Greta Thunberg, pensate che questa ragazza per protesta non sta andando a scuola, sta protestando contro lo scioglimento dei ghiacciai, contro la plastica nei mari, contro il riscaldamento, fa bene. E vabbè, pure io per il riscaldamento, con la scusa del riscaldamento, pure io non andavo a scuola. Però manca un articolo su Foggia, tu devi... Ma sei veramente un deficiente. Manca il Telefoggia ha fatto un articolo su di me. Parliamo del riscaldamento globale, no riscaldamento di termosifoni. Ah no? Fammi approfittare per dire una cosa, no. Fammi approfittare per dire una cosa importante. Al secondo, vedete che funziona così. Questo studio di Felicissima Sera è tutto plastic free, senza plastica. Ma grazie perché noi siamo pieni di plexica. Ma questo è stiamo pieni di plexica. Ci teniamo. Stanno tutti. No, ma che di più seriamente? Ma onestamente, ma noi dovevamo aspettare a Greta Thunberg da Stoccolma, da dove viene lei, per farci dare lezioni sulla salvaguardia dell'ambiente, secondo te? Cioè, sì, è bello quello che ha fatto. No? Prendi l'energia. Che dice Greta Thunberg? Ha detto che dobbiamo evitare gli sprechi. Ma... A noi gli sprechi? Basta andare una generazione indietro. Cioè? Mica si poteva stare nella cameretta. Dovevamo stare tutti in una stanza, con una luce accesa. Tu da piccolo potevi stare tu nella cameretta e tua madre e gli altri nel soggiorno. No, mia madre accendeva la luce nel soggiorno e stavamo tutti sotto a quella lampadina, come le falene, là sotto. Non ti potevi allontanare. È vero. Ma pensandoci bene, ricordo mia nonna, quando si apriva il frigorifero, lei aveva paura di consumare la luce. Quindi che facevo? Io andavo a prendere una cosa nel frigorifero, mia nonna mi aspettava là, mi faceva il posto di blocco con la paletta dalla torta. Dove stai andando? No, sto andando a vedere se sta qualcosa. Che devi prendere? Non lo so, no, lo devi sapere prima. E infatti, lo dovevi sapere prima di andare al frigorifero, cosa cercavi nel frigo, perché secondo la generazione di prima, la luce nel frigorifero consumava come le giostre a Gardaland. Quello avevano l'impressione loro, non lo so, avevi 4 secondi netti di apertura di frigorifero, dopo il 4º secondo sentivi che scattava proprio l'allarme, la sirena. Chiudo il frigorifero! È vero, è vero. Tempo di ragionare. È vero, quello era il vero risparmio. Eppure non era facile, perché le cose migliori, mia nonna, quella bastarda, le nascondeva sempre dietro alle altre, capito? E vabbè, certo, il provolone, il prosciutto crudo, il salame, quella bastarda lo nascondeva meglio di Vladimir Luxury. E poi la parsimonia, durava mesi, un cacciatorino durava mesi, lo aspettava sottile, ci mettevamo in fila e lei ci dava la comunione, ma durava mesi un salamino, è vero. Troppi sprechi. È vero, ma poi anche i salumi non è che li servivano nelle vaschette, pensateci la vaschetta bene. di plastica. L'unica vaschetta che abbiamo visto noi da piccoli era la vaschetta del gelato.
che si faceva? Si buttava? No, Si riciclava la vaschetta del Tu gelato. poi aprivi il freezer convinto di trovare il gelato e dentro che trovavi? Il baccalà impanato. Non sapevi mai cosa ci fosse dentro. Sembrava una roba tipo affari tuoi ai pacchi. Era sorpreso. Tu apri, no, che cazzo E i termosifoni. vuole il I termosifoni prima erano mamma, autonomi. termosifoni. In casa nostra si gelava. Freddo incredibile. Mio padre i termosifoni non l'accendeva mai. Mai! Mai! Tenemmo un crocifisso con cappotto. Per scaldarci. È vero, ragazzi, è vero. Il risparmio. Per scaldarci. Mio padre tirava fuori le coperte isotermiche che si era preso al terremoto dell'Irpinia, ce le buttava lì. La crioterapia, signore, l'abbiamo inventata noi. Se non ci venivano le labbra blu, mio padre i termosifoni alla caldaia non li accendeva. Noi eravamo gli unici ad avere il ghiaccio a temperatura ambiente. Era freddo. Facevo freddo. me lo ricordo. Sempre un freddo. La mattina mia madre quando mi veniva a svegliare, non mi veniva a svegliare e basta, facevi il riconoscimento del cadavere. E quando avevi la febbre e scottavi, che faceva? Quando avevi la febbre scottava, che faceva a me? Mi metteva vicino ai miei fratelli per tenerli caldi. Vabbè, una povertà Ero incredibile. diventato un termosifone. Una povertà incredibile. Che mi curavi? No, dico quando scottavi con la febbre, per capire se avevi la febbre. Sì, mi dava il bacio in fronte, ma non il bacio, così con la bocca. E poi? Poi il termometro. Il termometro, però te lo dovevi meritare, il termometro. La reliquia, stava là nel primo cassetto, si tramandava di generazione in generazione. Uno era, ma quello di vetro, il sacro cal di vetro col mercurio dentro, no quello di plastica con la batteria che finisce nell'ambiente, dai. Era uno spreco quello, Ve lo ricordate? Quello col mercurio rosso che quello stava... che per abbassare la temperatura dovevi fare il braccio come se vesse sta lui. Era congelato il mercurio a casa. 36,6 segnava fisso. Il mercurio si scioglieva solo ad aprile come il sangue di San Gennaro. Mamma che freddo che faceva. Me lo ricordo, mo mi ha aperto un'immagine, facevo un freddo incredibile. Io mi ricordo a casa mia la notte si gelava talmente tanto il freddo, io mi alzavo che dovevo andare a fare la pipì, si ritirava. Andavo per fare la pipì e non ci stava. Stavo piatto come Cicciobello. Dice, dove sta? Dove sta? C'era il terrore. Non lo trovavo! C'era il terrore di spogliarsi, si faceva l'amore vestiti perché faceva freddo. E poi era un circolo vizioso, siccome ci si copriva di più, ci si curava esteticamente di meno. Oggi è più caldo, tutti scoperti, quindi si fa l'amore di più e ci si rifà di più. Perciò più menne di plastica, più culo di plastica, più zigome di plastica, più protesi, più inquinamento. È normale, no? È normale, è così. Sai che ti dico? A noi Greta Thunberg non ci ha insegnato niente. Sulla noi plastica, siamo stati dei grandi sulla plastica che dice a Greta? tutelare l'ambiente. Sulla plastica che dice? Che va riciclata. Che va riciclata, dai. E cosa facevano facevano le nostre nonne con i bicchieri di plastica, quelli usa e getta? Li riciclavano. Sì, ma immediatamente li riciclavano, li lavavano, i bicchieri di plastica. Li lavavano. Noi abbiamo fatto l'infanzia bevendo nel bicchiere della coppa del nonno, quella marrone, ve la ricordate? Il lusso era il bicchiere di vetro della Nutella, quello è proprio il lusso. C'è chi ha visto, si dice che ci siano stati nelle credenze dei bicchieri di cristallo, ma nessuno l'ha mai visti. Parlano come i pastorelli parlavano della Madonna di Fatima, non li hanno mai utilizzati, stavano là nella credenza e ecco perché si chiamano credenze, avete capito? Credenze sono delle credenze. No, io invece mi ricordo gli imballaggi, mo mi ha aperto un mondo, il cellophane sul divano. Mia nonna è morta senza mai togliere il cellophane sul divano. Oh, ma ha lasciato il testamento, regalo questo divano a mio nipote Pio a patto che non tolga il cellophane, se no torno in vita e uccido. Troppa plastica, troppa plastica. Troppa! Basta andare qualche generazione indietro, tornare indietro, troppa plastica, c'è plastica ovunque, pure nelle medicine. Mo siamo tutti diventati ipocondrici, le medicine sono piene di plastica, la fustella, la plastica, è plastica ovunque, tutte cose naturali invece prima. Ci si curava con le cose naturali, mal d'orecchio, come ti curavi? Mal d'orecchio, l'olio per il mal d'orecchio. Scottavi dietro alle spalle? La patata. La scorza di patata. I denti come te li curavi? La cipolla. Esatto. Con la cipolla. Quando ti pungeva la medusa? La pipì. La pipì. Ah no, i medicina, la pipì. Noi da bambini 5-6 anni ci pisciavamo addosso uno con l'altro, ma con una bellezza. È vero. Ma senza vergogna. Una volta mio zio Gianni fu attaccato da un banco di meduse, stava col materassino, e fu attaccato da questo banco di meduse e tornò a riva urlando, implorandoci di pisciarlo addosso. Tutti noi, i cuginetti 5-6 anni, a annaffiare a zio Gianni. Ci ha dato 10.000 lire pure per comprarci il gelato alla fine per ringraziare. È una bella immagine, ma è la verità. Era così. I rimedi arrivavano dalla natura.
La botta in testa, la lasone, li chiami vista, la lasone. No, la botta in testa, cosa mettevamo? La busta dei piselli surgelata, così, qua. E da qui il detto c'ho certi cazzi per la testa, lo dico proprio dai piselli in testa. Così si Eravamo curavano le degli cose. ecologisti inconsapevoli. Sì. Il risparmio ci rendeva tutto ambientalisti, perciò alla fine, dai, se tu ci pensi, dai, è solo una questione di inquinamento, di ambiente, pensaci. Greta si è incazzata, dice che si è incazzata perché le hanno rubato l'infanzia. Ma anziché incazzarsi con le multinazionali, con i potenti, sai con chi se la dovrebbe prendere? Con i genitori. Con i genitori. Io con i genitori e con tutti gli adulti, con noi e con tutti quelli della sua generazione. Si dovrebbe incazzare con chi ha dimenticato di sapere che ciò che abbiamo spesso è già abbastanza, basta e avanza, va semplicemente rispettato, protetto, come era prima. Che riciclare, risparmiare, non è una cosa da pezzenti, da sfigati, anzi, forse è proprio quello un vero lusso, il lusso dell'intelligenza. Perché se ci pensate, la pizza della mamma del giorno prima, messa nella stagnola, era 100 volte meglio della merendina confezionata. E quello che non ti mangiavi a pranzo era lì la sera, che ti aspettava. Perché nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma in frittata. Era lì. Ed era giusto così. Era giusto così. E quanto ci sentivamo grandi quando ereditavamo quella felpa blu del fratello maggiore, quando ci riscaldava quel maglione. Quel maglione ci faceva sentire vivi, a casa. Ma vi rendete conto, pensandoci, di quanto siamo diventati stupidi con sto cazzo di consumismo? Senza rendercene conto abbiamo tolto l'anima alle cose. Una volta ci affezionavamo così tanto agli oggetti che ci dispiaceva anche abbandonare una semplice pila scarica. Eccola qui. Io che facevo, me lo ricordo, aprivo il frigorifero e passavo lì minuti interi con il frigo aperto a controllare così, con la punta della lingua, se si fosse rianimata. E davanti a questa scena si avvicinava mia nonna con aria preoccupata ma decisa, con una sola frase forte, chiara: chiudo il frigorifero!